Buonasera da Giuliana Bortolozzo per le notizie. La spesa del governo per l'acquisto delle navi militari sarà di 5,4 miliardi per i prossimi 20 anni. Quasi tutte le navi della Marina stanno finendo la loro vita, alcune sono in mare da 30 anni. Le uniche navi nuove che abbiamo sono fregate europee multimissione. Se pensiamo che l'Italia debba continuare ad avere una marina militare, questo è un investimento che va fatto. È intervenuto così stamane il ministro della Difesa Roberta Pinotti alla Fiera della Piccola e Media Editoria in corso a Roma al Palazzo dei Congressi. Il ministro ha inoltre ricordato di avere chiesto nel passaggio da Mare Nostrum a Tritone di avere per 2 mesi una missione cuscinetto che costa 3,5 milioni al mese, osservando: finalmente in Triton per la prima volta diversi paesi mettono i propri assetti e paga l'Europa. Intanto l'ammiraglio Guglielmo Nardini, presidente del gruppo nazionale Leone San Marco e della Marina Militare, ha chiesto oggi alle istituzioni che il fuciliere di Marina Salvatore Girone, ancora trattenuto in India, possa ottenere un permesso per le prossime festività natalizie. Non ho dubbi sull'impegno del governo italiano, ha detto l'ammiraglio Nardini, ci mancherebbe, ma anteporre l'economia agli affari economici, senza considerare che un pezzo dell'Italia è sequestrato da uno Stato straniero, rende vano il senso della sovranità e della difesa della patria, su cui noi militari abbiamo prestato giuramento, ha affermato l'ammiraglio Nardini. Mi appello non all'Italia ma all'India, ha aggiunto Nardini, perché mi risulta essere uno Stato che antepone gli aspetti umanitari e religiosi a quelli meramente economici e che attraverso questa sensibilità possa, come è già successo in passato, far rientrare Salvatore Girone a casa per trascorrere le festività con i propri cari. Va inoltre ricordato che questa situazione è stata voluta da loschi personaggi che ancora gironzolano nei corridoi delle istituzioni, ha rimarcato l'ammiraglio Nardini. Se il silenzio, come dice il ministro Gentiloni, porta ad una soluzione entro Natale, ci allineeremo al governo di cui abbiamo molto rispetto, anche per essere stati uomini dello Stato, ma non posso negare l'amarezza dell'intero gruppo Leone San Marco quando il Presidente del Consiglio, soprattutto durante il semestre europeo, durante gli incontri istituzionali, si dimena in dichiarazioni di sudditanza quando incontra il primo ministro indiano Modi, invece di far valere le ragioni di un diritto internazionale che riconosce all'Italia il diritto di giudicare i propri militari in patria, ha rimarcato l'ammiraglio Guglielmo Nardini, presidente del gruppo nazionale Leone San Marco della Marina Militare. Legando il bonus bebè all'indice del reddito ISEE, la platea dei beneficiari prevista scende da 415.000 a 330.000. Di questi 85.000 vedranno il bonus mensile raddoppiato da 80 a 160 euro per chi è sotto il reddito ISEE di 7.000 euro l'anno. È quanto scritto nella nuova relazione tecnica al disegno di legge di stabilità che analizza le modifiche votate alla Camera. C'è l'allarme copertura per i comuni fusi perché è previsto il rispetto del patto di stabilità interno dal quinto anno successivo a quello dell'accorpamento. Passiamo alla cronaca italiana. Proseguono a Roma gli interrogatori davanti al GIP delle persone indagate nell'inchiesta Mafia Capitale. Ieri le prime ammissioni arrivate da Nadia Cerrito, segretaria del presidente della cooperativa 29 giugno. La donna ha ammesso l'esistenza di una contabilità parallela con i flussi finanziari e le elargizioni che lei avrebbe fatto arrivare a imprenditori e politici su indicazione del presidente Buzzi e dell'ex NAR Massimo Carminati. Tra gli interrogatori in programma anche quello di Giovanni De Carlo, arrestato all'aeroporto di Fiumicino e indagato per trasferimento fraudolento di valori e favoreggiamento con l'aggravante mafiosa. Il procuratore aggiunto di Milano Ilda Boccassini deve essere risarcita con 80.000 euro dalla casa editrice Arnoldo Mondadori SPA. È quanto ha stabilito la terza sezione civile della Cassazione, confermando una sentenza con cui la Corte d'Appello di Roma aveva dichiarato diffamatorio nei confronti del magistrato un articolo pubblicato dal settimanale Panorama il 16 dicembre 99, firmato da Lino Iannuzzi. Tale articolo, intitolato Storia di cimici finte e di inganni veri, era relativo alle indagini condotte dalla Boccassini sulla corruzione, scritto nella sentenza della Suprema Corte, di alcuni magistrati e di avvocati romani, e in particolare alla vicenda delle intercettazioni ambientali effettuate il 2 marzo 96 presso il bar Mandarà di Roma nel corso di una conversazione tra i giudici Squillante e Misiani.
Dall'estero, il presidente americano Obama ha annunciato oggi la nomina del nuovo segretario alla difesa Ashton Carter. Carter succede ad Hagel, dimessosi lo scorso 24 novembre, esperto di sicurezza militare, 60 anni, ha avuto una lunga carriera al Pentagono, dove è stato il numero 2 tra il 2011 e il 2013. È considerato uno dei migliori leader della sicurezza nazionale, è un innovatore che ha contribuito allo smantellamento delle armi di distruzione di massa, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Barack Obama. In merito a questa nomina, benvenuto all'inferno, questo invece è il messaggio con il quale un account Twitter riconducibile al califfato dello Stato islamico ha accolto la nomina del nuovo segretario americano alla difesa Ashton Carter. In precedenza i seguaci di al-Baghdadi sulla nota piattaforma di microblogging avevano celebrato le dimissioni del suo predecessore Chuck Hagel, prendendosi il merito di averlo estromesso dalla guida del dicastero del paese che guida una coalizione internazionale anti-ISIS in Siria e Iraq. All'origine delle dimissioni di Hagel ci sarebbero divergenze con il presidente Obama sulle strategie per contrastare la minaccia dell'ISIS. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a risentirci.